La partita Lazio-Napoli di Coppa Italia è stata vietata ai residenti in Campania. In modo analogo, anche quella di campionato Napoli-Lazio è stata vietata ai tifosi laziali. Cosa ha spinto l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ad avvisare il prefetto di Roma e quello di Napoli? La rivalità tra le due tifoserie non è un segreto e negli ultimi anni ci sono stati diversi scontri tra gli ultras azzurri e quelli biancocelesti. Le tensioni sono nate molto tempo fa, precisamente nel 1962. Era il 4 marzo e si giocava una partita fondamentale per la promozione in Serie A, sia per la Lazio che per il Napoli. Si gioca a Roma, ma poco importa, sono presenti 15.000 tifosi azzurri. La partita è moscia, non succede nulla fino al 76esimo, quando l'arbitro assegna ai biancocelesti una punizione da 25 metri. La palla viene calciata da Gianni Seghedoni ed entra in porta, ma a causa di un buco sulla rete esce e va sul fondo. Il guardalinee vede la palla in mano a un raccattapalle e il gol non viene convalidato. Non bastano le proteste sul buco effettivamente trovato sulla rete, la partita finisce 0-0. Il Napoli va in A e la Lazio è condannata. La benzina era stata versata. Un decennio dopo, nel 1973, all'ultima di campionato, il Napoli è salvo e non ha più pretese, mentre gli sfidanti, i biancocelesti, possono vincere il campionato, conteso con la Juventus e il Milan. Gli azzurri giocano una partita perfetta e il Milan perde contro il Verona. I bianconeri vincono quindi il campionato. Venne fuori il sospetto che la Juventus avesse promesso una grossa somma di denaro al Verona e al Napoli in cambio della loro vittoria. L'ipotesi non fu mai confermata, ma da uno speciale della Rai si scoprì che tutti i calciatori della Lazio erano fermamente convinti di questo accordo. Il fuoco era acceso. Come se non bastasse, il Napoli e la Roma stringevano sempre di più il loro gemellaggio e nonostante anche con quest'ultimo ormai c'è rivalità, gli scontri tra azzurri e biancocelesti non si sono mai fermati. Tra gli anni 70 e 80 ce ne sono stati innumerevoli e nel tempo non sono diminuiti. Tra i più gravi quelli del 2001 all'Olimpico, avvenuti prima, durante e dopo la partita, o quello in Puglia del 2005, quando gli ultras del Napoli diretti a Taranto incrociarono il bus di quelli laziali che andavano a Lecce, o il più recente del 2021, quando il bus della tifoseria organizzata biancoceleste fu assalito mentre era diretto allo stadio. Non conosciamo nel dettaglio le analisi fatte dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ma questi sono episodi che danno un notevole peso. Come sempre, a pagarne le conseguenze sono i tifosi sportivi che vogliono solo vedere giocare la propria squadra o portare i figli allo stadio senza violenza. Cosa ne pensi di questa situazione? Scrivicelo nei commenti.